E poi c'è chi ci sente o dal diretta streaming o da chi ha riferito che siamo in discussione. E leggo, brevissimo, hashtag, quando votiamo ricordiamolo. In questo momento i consiglieri del PD in Consiglio regionale, un'ora fa, stanno sfottendo in maiuscolo Monfalcone, punto. Sì, puntini puntini. Proprio ora due esponenti del PD, Jacob in particolare, ma anche Sciauli, stanno deridendo in maiuscolo la nostra città perché a loro avviso noi non abbiamo diritto ad una riqualificazione di quell'offerta che grazie a un bellissimo progetto che illustreremo a breve, ma che nessuno conosce, aggiungo io, perché questo è il tema, perché anche il progetto che ha illustrato il collega Nicoli non so se corrisponde a quello progetto che sarà illustrato a breve, che ha il supporto economico della Regione. Abbiamo avviato per puntare ad offrire maggior termalismo, cultura, nautica, litorale. Prima, quando hanno governato loro, no, ma qua non c'è da ridere, perché prima, quando hanno governato loro, ovviamente noi, non si sa dove, ma hanno governato loro, in città forse, in città, hanno svenduto i nostri morti di amianto con la transazione che sappiamo che ora continuano sulla scia intrapresa. Capiamo che è il governo comunale di Monfalcone, aggiungo io. Monfalconese, tutto maiuscolo, non pretendere una vita e un futuro di prospettiva. Mangia la polvere, accetta che arrivino da ovunque a violentare la tua città e zitto. L'ultima frase, la più bella, perché poi non solo innesta commenti di tutti i tipi, alcuni di questi anche li leggerò, perché sono anche amministratori comunali. Recupero gli audio per tutti noi, tanto la seduta è pubblica, e nei prossimi giorni li rendo pubblici. Questa è una seduta pubblica, ok? Quindi non vedo dove sta la grande novità. Tra i vari commenti c'è un commento serio del segretario provinciale della Lega, che è persona seria e che riconosco essere persona dritta e retta. C'è chi ci dà dai due colleghi degli ignoranti, qualche assessore di Monfalcone che ovviamente rivendica il suo orgoglio legittimo, tranquilla, non li ascolta più nessuno perché non esistono, e c'è un amministratore del mandamento che ha cancellato questo post perché si è accorto evidentemente di averla fatta grossa e ha detto questi schifosi in qualche maniera la pagheranno. No, ma questo non è amministratore di Monfalcone, è un amministratore di un comune del mandamento. Per cui quando esci dall'autostrada a Redipuglia stai attento alla strada che fai, Jacob. Stai molto attento. Stai molto attento. Ecco, questo è il livello a cui, devo riconoscerlo purtroppo, il sindaco di Monfalcone gestisce il consenso e la gestione dei social, ovviamente scatenando, spero che qualcuno le riferisca subito questo, scatenando, se non mi sta ascoltando, scatenando i peggiori istinti che in un confronto politico e democratico dovrebbe essere banditi, soprattutto quando si rappresenta una città così importante come Monfalcone. Ma tant'è, questo è il mondo, caro Presidente, e spero che qualcuno intervenga a riportare sul corretto binario civile un confronto che magari i miei colleghi hanno esagerato, ma non intendeva in nessun modo sfottere, perché se ieri, scusa un attimo Slocar, qua parliamo di cose serie, se qualcuno ieri ha dichiarato
perplessità rispetto a una modalità di investimento è perché si ritiene, l'ho detto io, ma l'ha detto anche il collega Cosolini, che forse le priorità per un territorio come questo è di altro tipo. E che quando la Regione investe 9 milioni in 3 anni, dovrebbe farlo sulla base di progetti già avviati, non che illustreremo a breve, di cui nessuno di quelli che vota bene o male, contro o a favore, è a conoscenza. Perché del ponte Meduna si conosce, perché dell'anticipo sull'urbanizzazione di Portovecchio si conosce, perché anche del progetto su Sant'Osvaldo si conosce, ma di altro non si sa niente.